il professor Cegolin, che insegna all'Università di Udine ed è professore aggregato di diritto costituzionale pubblico all'Università di Udine, è vice direttore del Master in Intelligence and Emerging Technologies ed è presidente del gruppo studi storici e sociali di storia di Pordenone e dell'Imescler Pordenone, Udine e Venezia. Gli abbiamo chiesto di aiutarci a riflettere un po' su questo argomento e su questo tema, e quindi gli lascio la parola e lo ringrazio della sua disponibilità. Grazie Vicepresidente, ma facente funzioni come Presidente qui di EFASCE. Ringrazio oltre che EFASCE anche il Comites e i patronati che sono presenti. Conosco queste realtà soprattutto per molte attività che ho fatto con la minoranza italiana in Slovenia e Croazia, e che quindi con dei problemi simili a quelli, perché anche lì c'era un regime socialista, diciamo, e con problemi di riconoscimento della cittadinanza italiana, che però sono stati un pochino forse superati. Su questo poi magari ci parleremo, perché c'è una verifica che viene fatta per la lingua e la cultura italiana, che significa dimostrare di aver continuato a scrivere in italiano, magari a parenti, dimostrare di essere di cultura italiana per qualsiasi cosa che è avvenuta, eccetera, eccetera, e con quello si può ottenere la cittadinanza. Ecco, su questo dobbiamo confrontarci e cercare perché sono casi mi pare molto simili e quindi non c'è motivo e su questo purtroppo anche il fatto che a volte il nostro paese sia madre e matrigna, purtroppo lo vediamo anche per la questione che affrontiamo oggi, cioè per la guerra in Ucraina, dove per esempio il ministro degli esteri, che non è completamente impreparato perché l'attuale ministro degli esteri è stato anche presidente del Parlamento europeo, quindi ha delle competenze, però qui è una lettura che non dipende dalle sue competenze, dalla sua capacità di comprendere la realtà, però una lettura che un po' riflette la Costituzione italiana, anche un po' riflette qualche timore, così, ecco, su questo versante, cioè l'Italia pensa di non essere nemico della Russia, nel senso che mentre la Russia, Putin, dice siete nemici, cioè in una guerra se il nemico ti dice sei mio nemico, un po' di paura bisogna averla, ecco, o quantomeno iniziare a capirci che sta succedendo qualcosa. Il nostro ministro degli esteri dice noi non siamo nemici di nessuno, non siamo in guerra con nessuno, anche se forniamo le armi, c'è una posizione atlantista, ecco, quindi vedete, è una complessità. Ecco, forse il nostro paese, per questo do qualche scusante, è matrigna certe volte, proprio perché sulla politica estera ha delle difficoltà a gestire la complessità, ecco, una debolezza nel gestire la complessità, cioè ci sono questioni ormai complesse veramente, ma che cambiano giorno per giorno, cioè che sono in continua evoluzione. Guardate che è un aspetto epocale, lo vedremo, quello che è successo con la guerra in Ucraina. È un aspetto epocale che cambia completamente le relazioni internazionali tra gli Stati. E stiamo vivendo un tempo con delle accelerazioni incredibili, e forse per questo giustifico il Ministro degli Esteri e il nostro Paese nel non riuscire a essere sul pezzo, ecco, diciamo, con tempistica efficace. E infine porto i saluti del nostro Master in Intelligence and Information Technology dell'Università di Udine, prima si chiamava così, adesso si chiama in Emerging Technologies, e ve lo propongo perché si può fare online e si può fare laureati di primo livello e di secondo livello, cioè di laurea triennale, quindi anche per voi e per i vostri figli si può fare, ed è un plusvalore questo del Master in Intelligence alla propria laurea. Perché? Perché ha delle competenze
forti di nuove tecnologie, che oggi sono uno di quegli elementi che cambiano il mondo con velocità e con un'accelerazione incredibile, la digitalizzazione della nostra vita e l'economia collegata al digitale, le 9 società più capitalizzate alla Borsa di New York sono le società dell'informatica, tutte statunitensi, una società, una tra le 10, che non è tecnologica, ed è i pozzi petroliferi, la società che gestisce i pozzi petroliferi dell'Arabia Saudita, ecco. Però per dirvi il peso che ha le nuove tecnologie nell'economia, quindi cambiamenti epocali che stiamo vivendo, che se non si sta un po' attenti alla realtà che cambia, come dire, ecco. E allora ecco che entriamo nel vivo della nostra chiacchierata, che io devo contenere e diciamo in una mezz'oretta, mi è stato detto, e quello che farò con anche il nostro Presidente, che mi manderà un foglietto, che mancano 5 minuti, così rispettiamo perfettamente i tempi, perché ho piacere anche molto a discutere con voi, e per questo anche utilizzo le cartine di Limes. Casualmente, ma non tanto casualmente, Pordenone è il primo Limes Club d'Italia, la rivista italiana di geopolitica Limes è un caso editoriale europeo. Perché? Perché non esiste in nessun paese d'Europa una rivista diffusa in decine di migliaia di copie e con decine di migliaia, almeno 20.000 abbonati, che si occupi di geopolitica. Geopolitica è qualcosa in più che le relazioni internazionali e la politica estera, perché tende ad avere una concretezza a volte anche brutale e che è partigiana, perché tutte le carte non sono, quando si mette sulla carta qualcosa, è già un atto politico, ideologico, culturale, eccetera, eccetera. L'esempio che si fa è, per esempio, se si distribuisce anche tra di noi o a degli studenti, per esempio, una carta d'Europa dicendo carta geografica solo, senza le divisioni statali, per esempio, e si dice provate a tracciare la vostra idea di Europa, ciascuno molto probabilmente farà un'idea diversa. Questo significa che, per esempio, mettere sulla carta un'idea di Europa trasmette tutto quello che si pensa sull'Europa. Allora qui vediamo una delle trasformazioni del mondo. Da un lato Caoslandia, che è questa sorta di fantasma, vedete, che distingueva il mondo da Caoslandia versus, in contrapposizione, a Ordolandia. Ordolandia, dove c'è un ordine internazionale, ci sono dei rapporti tra gli stati, più o meno con qualche indicazione, diciamo, qualche regola, qualche patto, qualche dialogo, per esempio. Sotto invece c'è Caoslandia, cioè ci sono, vedete, qui sono 28, ma in realtà sono già 35, direi, se non quasi 40, perché viene aggiornata ogni volta, conflitti nel mondo che fanno capire come ci sia qualche problema nel mondo. E quindi, per esempio, quando noi diciamo che la guerra in Ucraina è la guerra in Europa, sì, però ce ne sono state anche altre dopo la seconda guerra mondiale, per esempio la guerra in ex Jugoslavia, tra l'altro una guerra nella quale la nostra regione Friuli Venezia Giulia ha avuto un ruolo molto importante, perché il presidente Biasutti di allora è andato a spiegare al capo dello Stato che Slovenia e Croazia erano qualcosa di diverso rispetto a delle repubbliche socialiste sovietiche della Russia, ma erano già delle repubbliche avanzate per la democrazia, avanzate, e che non desideravano altro che integrarsi in Europa. E quindi ha avuto un ruolo internazionale la regione Friuli Venezia Giulia per il riconoscimento di queste due repubbliche, e siamo stati infatti come Italia tra i primi a... Ecco, forse se la nostra Repubblica e la Farnesina e il Ministero degli Esteri ascoltassi un po' di più le regioni di confine anche, forse sarebbe più sul pezzo, ecco, perché noi regioni di confine, ecco qui
confine, no? I confini, siamo, come dire, capiamo molto meglio le cose e siamo anche pronti, per esempio, ad avere un ruolo anche di pace, un ruolo di collaborazione economico, un ruolo di riconoscimento dell'altro da sé, di dialogo con l'altro da sé, quantomeno, perché il dialogo con l'altro da sé è fondamentale, tant'è vero che se invece, come è accaduto per la Russia, abbiamo rifiutato una posizione che stava emergendo, cioè una possibile collaborazione tra la Russia e l'Unione Europea, c'erano già militari russi che andavano a Bruxelles a partecipare a delle riunioni negli organi europei dedicati alla difesa, perché si stava iniziando a parlare di una possibile collaborazione, integrazione tra l'Unione Europea in ambito di difesa e Russia, e anche qualcosa di più avanzato, anche, diciamo, ecco, quello è sempre stato un argomento molto difficile, NATO e Russia, perché ci sono ovviamente, ma c'era qualcosa di questo tipo, con anche il ruolo del nostro paese, con pratica di mare, eccetera, eccetera, cosa che poi non è andata avanti ed è stato uno dei motivi anche dello sganciamento totale della Russia da un'ipotesi di collaborazione con l'Occidente piena e tendenza ad allineamento con la Cina, con i BRICS, eccetera, eccetera. Allora, e quindi ecco, il pianeta che abbiamo di fronte è un pianeta che, anche qui un'altra mappa, aree di tensione nel mondo, queste sono, diciamo, le principali, ma ne vediamo parecchie, ecco. E vediamo anche conflitti. Un'altra realtà che c'è è che addirittura le superpotenze, gli Stati Uniti, per certi versi vedono nella guerra in Ucraina come una guerra tra gli Stati Uniti e la Russia attraverso l'Europa e attraverso la Ucraina, e poi c'è un altro conflitto, un altro scontro che per esempio ha degli aspetti anche di carattere economico e che vanno verso la deglobalizzazione, vedremo qualcosa velocemente, e che è il confronto Cina-Stati Uniti. Ma anche il Mediterraneo, che è una zona attraverso il Mar Nero che comunque interessa completamente il territorio europeo, e con la guerra in Ucraina lo stesso, è un territorio conteso. Queste sono le proiezioni nel Mediterraneo attraverso le zone economiche esclusive, attraverso forme di proiezione che vanno al di là del mare territoriale e che cercano di affermare la sovranità sui mari ben più estesa, con tutto quello che significa, ben più estesa della sovranità riconosciuta immediatamente attraverso i principi del diritto internazionale, il mare territoriale e così via. Qui si va più avanti con delle ricadute anche economiche molto significative, perché stiamo parlando delle perforazioni dei pozzi nel Mediterraneo, di contrapposizioni tra per esempio Turchia e Italia e così via su queste questioni. Ecco, sono temi che sono affrontati questo direttore di Repubblica, quindi sono questioni all'ordine del giorno nel nostro paese, almeno da parte della classe culturale, giornalisti preparati. Lucio Caracciolo, che ha inventato questa rivista Limes, che è riconosciuta, per esempio noi come Master in Intelligence siamo in collaborazione con il Centro Antistudi della Difesa, l'ammiraglio Ottaviani, direttore del Centro Antistudi della Difesa, nell'ambito della lezione introduttiva del nostro Master a Roma al Centro Antistudi della Difesa, ha dichiarato che se non ci fosse la rivista Limes non ci sarebbe una vera e propria discussione sulla geopolitica in Italia. Quindi, come dire, riconoscere il ruolo di un giornalista di una rivista a livello istituzionale quasi. Qui vediamo invece giornalista di Repubblica, il ritorno degli imperi, perché ci sono delle... intanto, e qui anche accenniamo a qualcosa, la Romania è dentro l'Unione Europea, e che cos'è l'Unione Europea? Attenzione, non è né uno Stato federale né una confederazione di Stati,
è un qualcosa di intermedio, quindi da un punto di vista giuridico un ircocervo, un abuso genetico. Perché? Perché per esempio i regolamenti europei entrano immediatamente nell'ordinamento degli Stati membri come se fossero delle leggi per degli Stati membri, però poi ci sono degli altri strumenti che sono le direttive, per esempio invece hanno bisogno dell'atto di recepimento, però poi non c'è un vero e proprio organo esecutivo delle decisioni dell'Unione Europea, per esempio, o delle sentenze della Corte di Giustizia, cioè ci sono tanti aspetti, come dire, mancanti rispetto a un'organizzazione di tipo statale federale. E quindi che cosa nascono? Quindi ecco, come si può interpretare l'Unione Europea? Alcuni l'hanno interpretata come, Lucio Caracciolo parla di impero, nel senso che è un aspetto economico, con qualche aspetto giuridico, con qualcos'altro, ma non c'è una categoria giuridica da tenere presente. Ovviamente è un concetto sorpassato, ma neanche tanto quello di impero, perché per esempio qualcuno, pensiamo per esempio alla Turchia, si pensa ancora, però ritorna a pensarsi come un impero, la stessa Russia, cioè una propria proiezione al di là della propria sovranità territoriale riconosciuta dal diritto interno, dal diritto internazionale, e di qui ecco la questione tra l'altro delle minoranze linguistiche nazionali fondamentale perché? Perché molti dei conflitti che abbiamo visto in Caoslandia dipendono dal trattamento delle minoranze linguistiche nazionali, che possono essere usate anche come scusa, l'abbiamo visto con l'Ucraina, per un conflitto, oppure possono essere un elemento di buoni o cattivi rapporti tra gli stati. Se io penso, per esempio, mi è capitato di vedere la contrapposizione tra, in questo caso era un ambasciatore ucraino con un parlamentare ungherese per il trattamento della minoranza ungherese in Ucraina, e c'erano delle problematiche che erano anche una contrapposizione, abbiamo parlato un po' ieri, delle contrapposizioni un po' dure, anche perché l'ambasciatore ucraino mi diceva però questa minoranza ungherese, quando andiamo a parlargli, che sanno benissimo sia l'ucraino che il russo, ci dicono no, parlate ungherese, noi sappiamo solo ungherese, noi non capiamo nessun'altra lingua. E quindi c'è una contrapposizione, un po' come dire, purtroppo bisogna anche venire incontro alle istituzioni, perché se no sono madri e matrine o matrigне solo, ecco. E allora dall'altro lato invece però c'era comunque uno ostacolo, una difficoltà, un tempi lunghi per riconoscere, e quindi ecco, attenzione che queste problematiche del trattamento delle minoranze, quindi anche la rappresentanza parlamentare che riconosce la Romania, è molto importante, ma è molto importante che sia poi effettiva, che sia effettivamente legata alla popolazione, al corpo elettorale, perché poi anche votate come italiani all'estero e tante altre cose. E quindi ecco la cosa che è accaduta, attenzione, svolta epocale, la nuova cortina di ferro, che poi viene chiamata cortina d'acciaio dall'Imes, per differenziarla sia in termini geografici, vedete dalla linea rossa, che poi passava anche attraverso praticamente la regione Friuli-Venezia Giulia, era proprio in piena cortina di ferro, ma poi ecco qua l'avanzamento di qualche 1500, quanti sono, chilometri, la nuova cortina di ferro, che però diventa cortina d'acciaio. Perché? Perché a differenza della cortina di ferro normale, diciamo addirittura l'Imes, che è anche provocatorio, che usa dei termini giornalistici apposta accattivanti e così via, dice che quando è caduto il muro di Berlino in realtà la fine della guerra fredda è la fine della pace, perché in Europa, perché in realtà c'era un dialogo tra l'Occidente, tra gli Stati Uniti, la NATO, i paesi dell'Europa occidentale e i paesi che stavano nel patto di Varsavia, diciamo,
c'era un dialogo, uno scambio di prigionieri per esempio, c'era un dialogo sulla deterrenza nucleare che per certi versi c'è ancora, nel senso che nonostante la contrapposizione tra Russia e Stati Uniti c'è ancora un dialogo, si parlano, e se qualche cosa, e qui ci riguarda proprio come Romania, se qualche volo, qualche missile che passa il territorio o si avvicina molto ai territori di confine oppure qualche violazione dello spazio aereo eccetera eccetera, è gestita anche da queste linee rosse, questi telefoni rossi che comunque ancora ci sono, che passano attraverso i servizi segreti, che passano, e un minimo di dialogo per non farla troppo grossa, nel senso che ed evitare i guai, anche se anche lì, attenzione, si parla espressamente, cioè, ovviamente soprattutto Putin parla di nucleare, ma anche l'Occidente nel momento in cui dice le armi che diamo all'Ucraina possono colpire le basi dalle quali partono i missili che colpiscono l'Ucraina, quindi diamo il permesso di utilizzarle anche di là. Attenzione, perché ovviamente la Russia cosa dice? Ah, voi date gli aerei, gli F-16 all'Ucraina? Bene, noi li colpiremo da dove partono. Cioè non è che aspettiamo che voi li consegnate e che poi da lì partano per colpirci dal territorio dell'Ucraina, ma per esempio se devono partire dalla base di Aviano, quindi a 15 km da Pordenone, per andare in Ucraina per regalarli, la Russia dice noi li colpiremo già nelle basi dalle quali partono. Attenzione, questa è una cosa. Quindi stiamo andando, e nella base di Aviano ci sono, sulla base del trattato segreto, diverse testate nucleari, anche testate nucleari che sono state di tipo più avanzato rispetto a quelle storiche, perché sono state smobilitate dalla Turchia. In Turchia c'erano delle testate nucleari più avanzate rispetto a quelle vecchiotte che avevamo noi, adesso ci sono arrivate di nuovo ad Aviano, quindi noi come Master Intelligence un po' studiamo anche queste cose, ecco. Però quindi vivere ai confini di un conflitto, e vivere ai confini di un conflitto sia la Romania ovviamente che confina con l'Ucraina, ma anche l'Europa, ma anche il Friuli Venezia Giulia e l'Italia, per questo tipo per esempio della base americana che abbiamo. E la cortina d'acciaio, perché la cortina d'acciaio? La cortina d'acciaio perché non è più la cortina di ferro, proprio perché ci si parla un po' meno rispetto a come ci si parlava durante il periodo di pace della cosiddetta guerra fredda. Ovviamente sottolineo in termini di aporia queste cose, però serve per far capire come siamo arrivati oggi, no? Ecco, qui entra adesso, quindi siamo c'è un'economia di guerra, sicuramente la Russia ha un'economia di guerra adesso, tant'è vero che ha cambiato poco tempo fa il ministro della difesa con un economista perché gestisca l'economia di guerra che serve a finanziare le armi e la guerra. E qui c'è per esempio Paul Kennedy del 1987, questa è la copertina vecchia, poi c'è la copertina più nuova, è uno studioso marxista americano, ma che ha fatto delle riflessioni interessanti, potrebbero essere anche banali, ma le ha fatte da marxista, cioè persona seria dal punto di vista economico, cioè con un ragionamento delle strutture dell'economia. Dal mio punto di vista si parla di diritto pubblico dell'economia, delle strutture dell'economia che sono dei concetti che stanno dietro e sono forse tra le cose più importanti del concetto di Costituzione di Stato.
come una Costituzione disciplina e pensa l'economia del proprio paese. E qui cosa emerge? Emerge che ovviamente per finanziare una potenza economica scesa e declino, una potenza militare ascesa e declino delle grandi potenze, serve anche un'economia. Però poi emerge qui un paradosso, diciamo, che c'è la spesa militare in teoria, secondo le valutazioni di Paul Kennedy, è una spesa improduttiva. È una spesa improduttiva, una spesa utile perché comunque uno Stato o una potenza è sul territorio e dipende anche dai rapporti che ha con le altre, intorno a sé, con l'approvvigionamento di energia, e quindi se qualcuno per esempio ci taglia l'approvvigionamento energetico, pensiamo al gas, pensiamo a cose che sono accadute e così via, bisogna avere buoni rapporti, oppure attraverso la deterrenza bisogna fare la faccia feroce in modo di avere rapporti migliori e così via. Quindi capite che c'è un peso purtroppo anche dell'aspetto militare nello sviluppo economico di un paese, anche perché una cosa strana, lo vediamo con l'economia di guerra russa, è un'economia non molto sviluppata quella russa, però sta reggendo nonostante le sanzioni economiche, però sta reggendo. Prima, ieri parlavamo con il nostro consigliere Tubero, diceva l'amicizia e i rapporti che ha con un manager Danieli della regione Friuli-Venezia Giulia, la Danieli, in Russia e a Mosca in particolare, che c'è tutto perfettamente a Mosca, non sembra che sia un paese in guerra, per esempio. E allora ecco che c'è una riflessione da fare. Incredibilmente, tra l'altro poi fra qualche minuto, perché poi mi avvio a conclusione, fra qualche minuto vi dirò anche proprio la situazione attuale, nel senso che, come dire, c'è un'influenza e non è detto che, per esempio, incredibilmente, la spesa militare, almeno nel breve periodo, non faccia andare avanti posti di lavoro e industria, eccetera, eccetera. Ovviamente si arricchiscono certe società, ma per esempio se si guarda, quindi ve lo dico già, per esempio l'andamento di Leonardo in Italia, nella borsa, la quotazione nelle borse internazionali di Leonardo, si capisce come con la guerra si guadagna anche, ovviamente la scoperta dell'acqua calda, però. E allora vediamo come per esempio c'è un aspetto, ecco, che però volevo sottolineare, è questo piuttosto strano. Per esempio, chi ha investito molto in aspetto militare? Gli Stati Uniti, che finanziano molto la NATO, hanno un forte spesa militare, contraddicendo però Paul Kennedy. Perché? Perché incredibilmente negli Stati Uniti la spesa militare ha dato origine a innovazione militare. Pensiamo, internet nasce come soluzione militare per delle comunicazioni che, se interrotte, fanno un altro giro, come ben sapete, con i cavi nel mondo. E un altro strumento è il telefonino. Il telefonino ce l'aveva, non so se nella prima, Schwarzkopf, come si chiamava il generale nella guerra, non so se nella prima o nella seconda guerra in Iraq, c'aveva il primo telefono cellulare, che però era grande con l'antenna, eccetera, eccetera, l'aveva Schwarzkopf, questo generale, e poi ovviamente è stato militarizzato ed è diventato, attraverso un'idea negli Stati Uniti, scoperte militari vengono lasciate alle società private, alle società per azioni, che sono lo strumento economico per far funzionare le cose, per aggiornarsi, per non fare dei prodotti obsoleti, che a volte magari l'economia pubblica potrebbe fare dei prodotti obsoleti per una certa volontarietà ai cambiamenti, così, mentre una società per azioni è costretta con i bilanci semestrali a correre, ecco, in realtà contraddicendo le regole di Paul Kennedy, cioè che investire, perché per esempio Paul Kennedy ha fatto vedere come
vediamo se la riesco a trovare, la diapositiva giusta, vediamo se la trovo, eccola qua. Per esempio Paul Kennedy ha evidenziato come tra il 1940 e il 1943 gli Stati Uniti hanno avuto un aumento delle produzioni di armi dell'800%. Tra il 1939 e il 1945 il PIL degli Stati Uniti è passato da 88 a 135 miliardi di dollari. Nel 1944, sbarco in Normandia, l'economia degli Stati Uniti è pari al doppio dell'economia della Germania, dell'Italia e del Giappone. In teoria, secondo le regole un pochino di Paul Kennedy, l'investimento militare è improduttivo. E quindi, per esempio, anche il discorso di Trump che dice ma io sono stufo di difendervi con la NATO la paghiamo noi, voi stati dell'Unione Europea dovete pagare almeno il 2% del PIL. Ci sono paesi come la Polonia, non so esattamente quanto spende la Romania, però per esempio la Polonia spende il 4% del PIL in difesa, e questo è un'economia ai confini di un conflitto. E dovrebbe essere una spesa improduttiva, magari produttiva in 5 minuti nel breve periodo, improduttiva poi perché comunque non fa innovazione. Non è detto. Però ecco, intanto però nel frattempo cosa sta facendo l'Unione Europea? Che abbiamo già detto non sappiamo cos'è dal punto di vista giuridico. In questi giorni sta facendo le raccomandazioni a 7 stati per il deficit eccessivo, cioè patto di stabilità, nuovo patto di stabilità, che significa rientro, anche se al massimo dell'1%, lentamente, eccetera, eccetera, ma che significa come quando in banca vi telefonano, spero mai, e vi dicono basta rientrare dal debito, ti chiudo il conto corrente, devi fare viceversa, non puoi più con questo debito, ma non ti do più un centesimo e devi tornare indietro. Questo è quello che sta succedendo con l'Unione Europea attuale, che sta decidendo sulle nomine di Borrell, il nuovo corso di Borrell, della von der Leyen, di Michel, cioè di queste cariche importanti, 3-4 cariche importanti. C'è questo valzer europeo e così via per decidere queste cose, ma nel frattempo sono partiti 7 procedure di infrazione per deficit eccessivo, che significa che le economie degli stati, in particolare di questi stati membri, devono rientrare dal debito, perché era stato sospeso con la pandemia, eccetera, eccetera, deve rientrare dal debito. Attenzione, che qua c'è un problema. Nel frattempo Stati Uniti e Cina, Stati Uniti è ancora più evidente, anche perché ci assomigliano di più, la Cina lo fa ma in maniera completamente diversa, da Stato totalitario con il partito unico, ma gli Stati Uniti hanno fatto l'Inflation Reaction Act, 700-800 miliardi per l'innovazione tecnologica e così via, mentre noi, Unione Europea, dobbiamo fare il Green Deal, che significa cambiare completamente le automobili, cambiare completamente la nostra industria, così, ma senza tanto finanziamento. E dobbiamo, per esempio, anche fare investimenti nelle nuove tecnologie. Guardate che a livello europeo c'è il Golden Power, che è partito a livello europeo, c'è adesso anche a livello di Stati membri. Cioè, se una società cinese mi compra la società che fa armi, oppure che fa l'infrastruttura delle telecomunicazioni, e mi può controllare tutto quello che passa nei telefonini, tutto quello che fa queste robe qua, è un po' pericoloso per la sicurezza interna, possono controllare tutte le telecomunicazioni, e allora l'Unione Europea e gli Stati membri possono dire no, quella società non può comprare, quella società cinese non può comprare la società
rumena o italiana che gestisce il core business delle telecomunicazioni, il 5G centrale, perché potrebbe essere un rischio per la sicurezza del paese. Questa cosa qua è una cosa che diciamo evidenzia come siamo in una situazione di ritorno indietro rispetto proprio nel settore delle telecomunicazioni a un'apertura immediata, cioè nelle telecomunicazioni c'era la concorrenza europea per qualsiasi operatore, anche extracomunitario, poteva venire nell'Unione Europea e impiantare la propria impresa e fare quello che voleva. Ormai i telefonini in Europa li fanno solo Ericsson e Nokia, e abbiamo visto con la pandemia che cosa significa, in una cosa molto meno complicata dei telefonini, non avere la capacità di produrre qualche milione di mascherine. L'Italia è un paese tessile, la tecnologia per produrre le mascherine non mi pare che sia avanzata, non avevamo la produzione di milioni di mascherine e ci siamo trovati in difficoltà, le abbiamo comprate dalla Cina anche piuttosto care. Quindi ormai la produzione di telefonini, per esempio, non è solo, cioè è una cosa strategica. Dopo 10 anni che non si fanno più telefonini, non si sa più cos'è in generale il telefonino, così come per esempio per la ricerca nucleare, da quando, io sono contro il nucleare per certi versi, ma da quando in Italia con il referendum non si fa più nucleare, anche la ricerca nucleare si è fermata. Cioè è tutto così parametrato. Allora, qui 2 battute, termino su questo, poi magari riapriremo. Cosa stanno accadendo? Una cosa, guerre senza fine. È un numero di Limes. Le guerre senza fine sono evidenti, lo vedremo perché, magari dopo, Israele-Gaza e anche la, adesso non so perché non la trovo, ecco qui, anche la guerra in Ucraina. Perché? Perché dal punto di vista della Russia che fine ha? Io dico questo: Putin poteva accumulare ancora truppe ai confini dell'Ucraina, avrebbe venduto il gas col prezzo alto, avrebbe continuato a vendere alla Germania, all'Europa, avrebbe avuto uno slancio economico incredibile. Io non lo so se questo per esempio poteva compensare un pochino la perdita di qualche chilometro di deterrenza, di avanzamento dei confini per... non lo so. Mi sembra che non sia un obiettivo egoista, razionale, preciso quello della Russia in Ucraina. Però su questo potremo discutere. Però sono guerre senza fine, nel senso anche che tendenzialmente saranno lunghe ed è molto probabile che continueranno per anni. Stessa cosa per Israele e Gaza, perché anche lì stiamo andando verso un'occupazione di Gaza da parte dell'esercito israeliano permanente, lo vedremo perché, e quindi un'altra guerra nel Mediterraneo che continuerà a lungo termine. E allora vediamo per esempio un tentativo che c'è stato, quindi qual è lo scenario poi di questo tipo di guerra, quella dell'Ucraina, è che tra l'altro il mondo è completamente diviso. Qui vediamo nella conferenza di pace sull'Ucraina in Svizzera il 15 e 16 giugno i paesi che hanno firmato un accordo, le decisioni finali diciamo, e che tenevano conto soprattutto, molto di più, degli obiettivi di Zelensky, che era anche l'organizzatore per certi versi, e ovviamente in opposizione alla Russia, che non era neanche stata invitata, che non partecipava, però vediamo alcuni partecipanti alla riunione, e sono paesi che contano, l'India per esempio conta, sono paesi BRICS, e poi che non hanno firmato pur partecipando, e poi altri paesi non partecipanti, quindi un mondo completamente diviso che va
verso questa escalation nucleare, anche nucleare, perché Putin ha detto attenzione, noi vinceremmo anche solo con il convenzionale, noi possiamo usare il convenzionale nucleare, che è una contraddizione in termini, cioè carichiamo in dei missili che arrivano a 400-500 km, quindi anche qua delle scorie nucleari, di qualcosa, una bomba sporca, e la mandiamo, e quindi creiamo un inquinamento nucleare che distrugge, eccetera, eccetera, e quindi ecco che siamo come dire, in una situazione drammatica. E allora l'ultima battute. Prima battuta l'abbiamo già vista, economia di guerra, quindi ricaduta sul turismo, sulle imprese e così via. Per esempio gli investimenti in un paese ai confini con il conflitto diretto, non lo so se un imprenditore è molto contento di investire, forse un imprenditore magari dell'industria militare sì, perché così risparmia anche nei trasporti, ma insomma non lo so, faccio dei ragionamenti a voce alta. Poi un altro tema sono le missioni NATO. C'è un contingente italiano già qua in Romania, un contingente che dovrebbe essere della divisione Vittorio Veneto, che ha anche l'Ariete, che ha sede a Pordenone, che ha anche la Pozzuolo del Friuli, che ha sede a Gorizia, che ha diciamo anche dei contingenti vicini alla nostra regione, ma comunque italiani, e che vengono qui un pochino a mostrare i muscoli, cioè fanno delle esercitazioni NATO in Romania, in Polonia, nelle repubbliche baltiche, per mostrare i muscoli di là del confine, con il rischio anche di qualche incidente. E infine concludiamo anche con questo aspetto, cioè con il fatto che comunque la Romania è membro dell'Unione Europea, è membro della NATO. Come membro della NATO c'è l'articolo 5 ovviamente, quindi la difesa collettiva che garantisce qualcosa, e tra l'altro anche la Romania è stata proprio in queste ultime ore importante, perché il 20 di giugno è stato deciso, è stato votato il nuovo segretario della NATO, che sostituirà Stoltenberg nell'ottobre, e è stato calato il veto della Romania. La Romania non voleva quello che poi è stato eletto, ma ha calato diciamo, il veto, e quindi è stato eletto un nuovo membro olandese, un pochino particolare, ma su questo vi dirò il mio giudizio per le cose che ha fatto, giudicando le cose che ha fatto come arriverà, ma tenendo presente che quando si è normalmente segretari della NATO, prima di tutto, prima che a se stessi, si risponde a qualcun altro di là dall'oceano normalmente. E poi l'ultima cosa proprio, il ruolo che noi minoranze abbiamo per la pace, e quindi anche dato che abbiamo detto siamo centrali per la nascita di questi conflitti, purtroppo per l'origine di questi conflitti, abbiamo anche la capacità, sappiamo anche come fare dialogo, e infatti abbiamo chiamato l'ambasciatore, vogliamo avere sempre, come dire, incontri, dialoghi in maniera democratica, e Fasce con grande competenza cerca di fornire dei mezzi, dei luoghi di discussione per risolvere i problemi in maniera condivisa, che è il modo abituale di cercare di fare le cose, verso il quale però il mondo non sta andando verso questa direzione qua, purtroppo. Noi minoranze abbiamo la possibilità di insegnare qualche strumento, qualche modalità, grazie, chiedo scusa,